Buona serata a tutti, siamo pronti qui dal Palastadio di Conegliano a commentare la partita. Qui per voi siamo Andrea Madero e Alessio Morettin. Tutto pronto. Primo possesso per il Conegliano. Tutti fin dalla prima impostazione di gioco. Ziberi prova a destro, c'è una traversa clamorosa. È uscito a favore di Imamovic. Altro pivot fisico. Adesso Gheno può puntare. Gheno prova al destro. La palla esce di nulla. Adesso però Ghello vuole andare sul mancino. Para, sponda, si allunga un po' del Vigoreal. Imamovic, tunnel su Bongu. E prova il mancino Ziberi, duro su di lui viene Ghello e lo scippa il pallone. Adesso parte il contropiede con Bongu che si gira sul destro, ancora bravissimo in uscita Sponga. Bilal la tocca fuori per Meneghello che prova a destro per un, secondo me prova con il destro Imamovic ed è così. Imamovic prova al destro, attenzione Karbuc e viene fischiato un calcio di rigore a favore del Conegliano per un fallo di mano. Parte Ziberi, para De Leva, ancora Ziberi, fallo fischiato di mano. Chissà che questo rigore possa aprire un po' di difesa, aprire un po' gli animi e scaldare la situazione. Adesso l'imbucata per Cappelletto che c'era su destro, Cappelletto, parata di De Leva. Ha dato il cambio a Gheno che era più in palla dei suoi, ma si vede Ziberi. che... Attenzione Imamovic, 1-0 per Conegliano, lo scambio tra Ziberi e Imamovic porta all'1-0 del Conegliano e festeggia. Questa squadra Ziberi è proprio il faro del Conegliano. Ziberi. Proprio lui, adesso Finato, la tocca per il gol di Tre Piccoli che esulta. Ancora una splendida azione che porta al 2-0 del Conegliano e De Piccoli festeggia con i suoi tifosi. Sì, pericolosa in questa occasione. Parte Meneghello Tommaso che prova il mancino, para Sponga è spaccata. Meneghello punta, attenzione a Marchese, Meneghello ancora Sponga, pericoloso numero 7. Marchese vuole liberare il destro, trova il missa libero, Zanatta interviene, Ziberi Pronto a concludere subito di destro, ma attenzione, c'è l'autogol inaspettato da parte di Ziberi con un tiro da parte del numero 9 Marchese. Con il quintetto iniziale in questo momento Brusaferri. Meneghello, ancora una parata. fallo sulle proprie spalle. Favaro. Imamovic, il buca per Karbuc. Karbuc è solo, di punta. Attenzione a Secchieri che trova il 2-2 sotto le gambe di Sponga. Il numero 10 trova il pareggio per il Vigoreal. Leva Ziberi, ma Bongu è molto più veloce di lui. Non ci è arrivato prima. E mi sia Finato. C'è Ziberi da solo, Ziberi! E Conegliano sotto le gambe di De Leva. Con Marchese che trova una buona imboccata. Ancora Favaro interviene, Favaro si lascia da solo, Favaro prova il destro, la palla di poco. Adesso Meneghello torna su mancino, prova il destro, Marchese, para ancora Sponga. Bene. Meneghello va sul destro, trova l'imbucata per Zanatta, a dir poco sana con Zanatta che prova ad agganciare il pallone con la mano da terra. Favaro, tocca per Gheno. Meneghello, rincorsa lunga, prova il tiro, non trova l'imbucata, adesso Marchese, e Misia, trova sul secondo palo, ma para ancora Sponga. Attenzione a Secchieri, interviene Gheno, c'è spazio per Ziberi, Ziberi può andare sul destro, Ziberi, 4-2. Due passaggi e il Conegliano arriva in porta. Ha spazio per puntare, va sul destro, raddoppiato e interviene. E attenzione perché ci poteva essere il gol di parte di Karbuc. Meneghello prova l'imbucata, attenzione a Sponga che può provare il tiro. Sponga, la palla finisce fuori di nulla. Mentre il capitano Meneghello
ha catechizzato un po' i suoi perché non li vede Favaro partito. a spazio, Favaro la tocca per Gheno, 5-2, partita chiusa per il Conegliano. Bellissima l'azione qua con lo scambio finale tra Favaro e Gheno. Di sfida. Favaro, ancora Favaro, attenzione, Finato, prova il destro e trova il gol. Urlo liberatore di Finato, il numero 13, trova il gol del 5-2, si sblocca il capitano in questa partita. Campo, trova Bongo, attento da solo e finisce la partita, vince il Conegliano 6-2 contro il Vigoreal. La partita finisce, i giocatori si prendono gli applausi e noi ci vedremo tra 2 venerdì la prossima partita del Conegliano. Forza Conegliano!